Eccoci qui ragazzi in questa nuova puntata di questo format che vi sta piacendo tantissimo e quindi ci date ancora più carica per ripartire. Siamo qui con Stefano, Ciao a siamo tutti. al momento della registrazione durante il periodo natalizio, però insomma chiunque lo può vedere anche ad agosto. Allora Ste, facciamo un punto della situazione di dove eravamo arrivati. Allora, praticamente noi avevamo iniziato a, insomma, a vedere le tue partite, abbiamo fatto un po' un'analisi, poi abbiamo parlato delle tematiche più importanti, sempre le solite cose, non lasciare i pezzi sospesi, se possibile rovinare la struttura pedonale del tuo avversario e l'ultima volta, se non erro, abbiamo parlato delle inchiodature. Inchiodatura su re, inchiodatura su regina. Utilissimo. Qual è più fastidiosa delle due? Allora, adesso che ho un po' lavorato su questo durante la settimana, in effetti quella sulla regina, va tolta subito, visto che perché poi rischi di rovinarti, i pedoni che difendono l'arrocco. Sì, sì, Eh, sì, sì. e per non farsi anche poi mangiare la regina. A volte mi è successo Ok, di di dimenticarti. tergiversare e poi Ok, troppo ok, tardi. ok. Quindi inchiodatura, schiodatura, è proprio una delle prime cose che bisogna fare. E bene, come sono andate le partite giocate in questo tempo? Vabbè, intanto sono a 700, ho toccato per la prima volta i 700. Madonna, mi sa che Sono finiamo fra tre puntate e finiamo il format. a bomba, a bomba. Ho Grande, fatto un paio di partite perché ho alzato il range per giocare anche contro giocatori un po' più forti, quindi bellissimo. mi sono capitati uno da 885. Wow, com'è andata con l'800? Eh beh, benissimo. Sì? No, quella dopo cioè, questa la voglio vedere, 22 Ho mosse. commesso degli errori, però beh, mi è piaciuta, mi è piaciuta. Ok, posso Questo, dargli questo- un'occhiata? sì, 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 Ah, sì. ti chiedo un attimo di il controllo dello Yes. schermo. E poi ce n'era un altro Bellissimo. sempre sugli 800. Una delle due ho panicato, non mi ricordo quale. Sono curioso di vedere questa qui la voglio veramente vedere. 22 mosse, brevissima, quindi c'è proprio stato così c'è una dominanza totale dall'inizio alla fine. Vediamo queste partite. Eri il nero? Va bene, questa va bene. Ottimo, tutte e due giocate bene. Ok, occhio che qui avevi sotto questo pedoncino. Quindi, Sì, sempre quello che dicevamo, il perché errore. dell'ultima mossa del tuo avversario. Probabilmente il discorso che facciamo prima, quando è che si sbaglia? Quando tu pensi, ah, ha fatto una semplice mossa di sviluppo. Eh no, e invece era sì una semplice mossa di sviluppo, ma c'era un obiettivo target. Ok, errorini che capitano. Qui probabilmente ti eri accorto, quindi spingi. Sì. Ottimo. E qui lui, per impazienza ti direi, per impazienza, no, no, non è impazienza, proprio perso il cavallo. Ok, ovunque lo metteva lo perdeva. Wow, come ha fatto a perdere il cavallo? Perché si è andato a imbegolare avanti, ma non aveva più vie d'uscita, perché qui c'è il tuo cavallo, il tuo alfiere, qui c'è il tuo pedone, qui c'è il suo e qui c'è il tuo. Qui ci sono i tuoi. E quindi Qui avevo lui, calcolato. Qui ricordo che bello, avevo visto che aveva più case e ho detto, bellissimo, ma bellissimo, la cosa bellissimo. più utile che può fare è mangiarmi il pedone e Giusto. levarmi il rocco e l'ha Va bene, fatto. esatto. Qui fa quella tecnica che viene chiamata del desperado, no? Cioè, perderlo per perderlo quel cavallo, almeno mi porto via un pedone e ti tolgo la rocca. Ok, adesso qui leggiamo sotto, vantaggio materiale più 2, la partita deve essere vinta e se uno gioca in maniera corretta, solida, così la vince easy. Vediamo come si è sviluppata. Ok, lui ti esce con quel pedone lì del Rocco che mi suona male. Ok, ok, bene. Ok, è quasi, quasi anche senza case la regina. Ok, ok. Qui mi ha inchiodato il cavallo Sì. ed è rimasto così per tutto il resto del tempo. Ok, qui cambi i pezzi, giustamente, se è Si è possibile. E dimenticato la qui torre e ha vorrei abbandonato. abbandonare. Ottimo, ottimo. Bellissima partita, giocata molto bene, veramente c'è stato bella, bella, bella tutta. Un solo piccolo appunto, quando succedono questi casi in cui perdi l'arrocco,
In questo caso va benissimo perdere il Rocco per un cavallo in più. In genere si cerca di fare quello che io chiamo, non so se si chiama così anche per la teoria, la Rocco manuale. Cioè, comunque metti la torre lì e comunque metti il tuo re dove dovrebbe essere. Tipo, guarda, vado avanti qualche mossa. Ecco, già vedendo questo attacco Ragix sul re mi avrebbe fatto tanta, 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 tanta paura. Esempio, arriva, faccio un po' di mossa a caso per il nero. Arriva questo piano qui del bianco. Faccio un po' di mosse a caso per il nero. Faccio un po' di mosse a caso per il nero. E già qui lui forza sull'inchiodatura e si riprende il pezzo. Chiaro, non gliel'avresti mai lasciato fare, però sono cose che mi fanno paura. Quindi la prima cosa che avrei pensato era alfiere 7, mossa a caso per il bianco. Torre F8, che tra l'altro guarda anche la sua donna, mossa a caso per il bianco, arrocco manuale. Quindi la sicurezza del re ovviamente è sempre al primo posto. Lui credo che non abbia giocato tanto sul tuo re esposto, perché il tuo re era esposto. E ci sono stati, ecco, qui comunque, anziché mettere al sicuro il re, stai comunque andando in qualche modo all'attacco, aprendo le diagonali agli alfieri. Sì, lui non ha saputo, diciamo, sfruttare questo tuo re esposto e alla fine poi... Ecco, questo mi fa ancora più paura. Sì. Quindi ok, ricordati che comunque l'arrocco, anche se non riesci a farlo in una sola mossa, anche manualmente fa sempre bene. In questo caso perché fa bene? Perché questi due pedoni sono ancora al loro posto. Chiaro che se non avevi neanche questi o erano scombussolati, non avrebbe avuto senso arroccare corto e magari si scopre che restava meglio, che ne so, in C8 per dirti, no? Poi dipende ovviamente dalle situazioni, però in questa situazione qui sicuramente un Torre F8, un Regi 8, un rocchino manuale. Basta, questa è l'unica cosa che ti voglio dire su questa partita perché il resto è giocata bene, hai punito i suoi errori quando ti ha regalato i pedoni, glieli hai presi. Secondo me è ottima, ottima, ottima Certo davvero. che l'arrocco manuale sono un sacco di mosse, eh. Sono un sacco di mosse, sì. Però, diciamo, la sicurezza del re è uno dei temi più importanti, perché si arrocca nelle prime mosse per la sicurezza del re. Sì. Se no capitano cose strane, purtroppo gli scacchi... Bene. Ce n'era E... un'altra che è quella su cui ho avuto molta paura. Ok, delle ultime qui, 27 dicembre. Forse un po' più in giù. Andiamo indietro. No, allora forse era quello 700, a 700. Ma le hai vinte 711. tutte comunque. Sì. Ma perché molte Vale? sono rapid da 5 minuti e sono bassissimo lì Sì, no, no, di vabbè, livello. per divertimento ci sta. Quindi Sì, volevi sì. vedere questa qui? Secondo me è quella. C'è No, stato aspetta, questa un... è quella che abbiamo appena visto No, questo è quello adesso. che abbiamo appena visto. Forse era questa qui. Comunque è vinta anche questa. Le hai vinte tutte queste a tempo, diciamo, lungo. Allora, era contro uno che aveva un punteggio sugli 800, se non Allora, sbaglio. vediamo così, Sempre da partite più terminate, 10 così quindi. le vediamo tutte e li possiamo, credo, anche filtrare per... No, non si può filtrare. Allora, quello contro 800 è questa che abbiamo visto adesso. Ma ce n'era Ce n'era un'altra. un'altra, proviamo ad andare un pochettino indietro. Qui contro un 700. E qui a 600, 600, 700. Le giocate un bel po'. Qui contro... qui 780. Forse questa qui. Forse quello? Mm, 775. No, però quella l'ho persa. Vediamo questa Ah, qui? sì, sì, sì. Ok, sempre col nero purtroppo. Allora, vediamo cosa è accaduto in questa partita. Bene, 4 e 5, ti attacca il pedone centrale, difendi con sviluppo il pedone centrale. E sai il nome di questa apertura com'è? A parte che c'è scritto, e c'è scritto qui sopra. Rui Lui Lopez. Lopez Opening, esatto, esatto, esatto. Lo scopo di questa apertura è molto semplice, segui il ragionamento con me. Il bianco minaccia il pedone, tu difendi il pedone e lui vuole rimuoverti il difensore di quel pedone. Così poi guadagna un pedone gratis. Questa, diciamo, è l'idea molto basic che c'è dietro. Lui non lo fa e ti dico che non ci sono problemi se lo fa. Esempio, mettiamo caso che tu facessi una mossa del genere
e lui ti mangia questo cavallo, quindi non hai più nessuno che ti protegge qui. Cattura. Si prende il pedone gratis, ma la teoria ha visto che questo pedone gratis in realtà non esiste perché abbiamo a disposizione questa mossa con attacco doppio, quindi te lo saresti ripreso il pedone, quindi lui doveva ritirare il cavallo e te lo saresti ripreso. Quindi questa Ruy Lopez giocata in questo modo con la variante di cambio non fa paura. Qualcuno ha paura di perdere il pedone qui, ma c'è questo trucchettino con la donna in D4 e te lo ripigli subito il pedone. Ad ogni modo, lui non Questa va in questa variante di cambio, quindi va bene. A 6. E invece mi sa che ci andate. Ok. Ah, ok, quindi qui se lo poteva prendere in effetti. Spinge il pedone, catturi tu, ottimo. Ottimo, va bene. Qui vedo sempre un attacco a raggi X. A me fanno tanta paura. Regina davanti al mio re mi fa sempre tanta paura. Quindi adesso non so che cosa hai giocato, ma alfiere 7 a Rocco corto. Giocherei subito così proprio a distinto. Vediamo cosa spero di giochi. averlo fatto. No. G5, vabbè, scacci il suo cavallo, comunque in qualche modo è una mossa obbligata, quindi di sicuro non ti può succedere nulla di brutto. In più stai anche sfruttando un principio che è quando hai dei pedoni doppiati, il pedone doppiato deve essere sempre spinto. Quindi segui i principi, fai tutto, secondo me va bene. Ok, credo Secondo che me il l'ha posto fatto migliore bene. per questo cavallo era F5, perché non ti avrebbe permesso di svilupparti col tuo alfiere, poiché avresti perso G7 con scacco. Ok, ritira il cavallo, buon per noi. Ah! Questa gli permette la forchetta. Ah, certo. Ok, vedo che non la vede per fortuna. A Rocco, va bene, non è un problema. Può sempre rifarla, ma in Sì. questo caso come ti salveresti? Vediamo se trovi la soluzione per salvarti adesso se lui ti gioca ai 5. Probabilmente metterei la torre. Bravo. Eh sì, possibile, gli inchiodi la regina sul Sì, re, se ti sì. mangia uno dei due perdi proprio la regina. Va bene, bravo. Quindi arrocchi, lui gioca a cavallo C3. Qui c'è sempre, insomma, comunque fa sempre un po' paura questa. Sì. Ok, forse qui te ne sei reso conto. Io credo che qui ti sei reso conto di questa spinta, quindi metti l'alfiere qui. Il problema qual è dell'alfiere lì? Dimmelo tu. È che se lo mangia il cavallo. Esatto, esatto. Non Non l'ha lo mangiato. vede? Attenzione, attenzione. Allora qui te ne sarai accorto, sicuro. Non lo No. vedi, attenzione. L'hai Ok, visto? vabbè, diciamo che lasciarlo in presa a due tempi è molto probabile che l'avversario se ne accorga. Vediamo se, diciamo, hai perso solo per questa distrazione qui o c'è stato qualcosa di più importante. Ok, qualche pedone così regalato. Poi purtroppo sì, ha fatto un po' un effetto molla. Qui perdi anche la regina, sì. Va bene, ok. Allora, è stato Guarda, bravino, mi è piaciuto come ha condotto la battaglia dopo, però all'inizio l'apertura non l'ha giocata bene il tuo avversario. E quindi sì, diciamo che quando si perde un pezzo poi c'è quasi sempre un po' l'effetto valanga, perché sei in inferiorità numerica, ma quando ti fanno cartellino rosso a due giocatori, giocate 11 contro 9, inizia a farsi sentire. eh. Va bene. No, non era questa neanche questa quella che ti volevo mostrare. Ok, poi se la La trovi troverò. La va bene. troverò, sì. Va bene, Sì, sì. adesso partita live. Quindi fatti pure E, una partitina, io ti seguo, ti faccio da mental coach. ok, sono carico, ce la devo fare. Ultra carico. Allora, ricordati, a 1000 punti si arriva solo non sbagliando e approfittando degli errori degli altri. Questo è proprio il mantra che devi ricordarti. Soprattutto non sbagliando. Soprattutto non sbagliare, quindi si gioca a solidi, mossettine ponderate, anche al costo quasi di fare mosse noiose, ma sono loro che devono fare le cazzate, non noi. Ok, giocatore forte, Ok, quindi bianco. carichissimo. Senti. Allora, il D4 mi piace Va tantissimo bene, e falla pure. Quindi, ogni mossa del tuo avversario chiediti il perché. Perché ha fatto sta mossa? per il momento solo per l'arrocco e Bene, sviluppare un bene, va bene, pezzo. va bene.
controllare il centro, però essenzialmente... Tra l'altro mi impedisce di avanzare con l'altro Esatto, pedone. esatto, esatto. Ok. Ho notato che se posso scegliere fra sviluppare i pezzi dal lato del re o quelli dal lato della donna, preferisco quelli dal lato del re perché mi fanno Eh sì, attaccare sì, al sì, sì, matrimonio. è proprio così, proprio così. Quindi in questo caso Bene, bene. Queste mosse, tocca. diciamo, cavallo in F3, difficilmente sbagliata. Quindi ogni mossa del tuo avversario ha un senso, devi giocare contro lui. Perché che ho fatto sta mossa? Sviluppa la sciere e poi Bravo, bravo, arrocca. bravo, bravo. Ok, io voglio sollevare l'altro pedone, però per il momento non Non posso si può ancora perché fare. si può. E diciamo, facciamo l'altro cavallo per ora. Ok, ok. Ok, Come ti sembra sta mossa che ho appena fatto? allora lui già è pronto per l'arrocco. Non è l'ideale, secondo me, mettere l'alfiere qui perché si è bloccato il pedone e non Bene, può uscire. quindi c'è la tua barra del bianco che è a vantaggio del bianco. Sappi che stai vincendo la partita. Assolutamente. Peraltro, io adesso mi posso alzare tranquillamente con Mhm. questo pedone, mi sembra, perché poi se me lo mangio io riprendo il cavallo. Ottimo. Tra l'altro avrei Bravo, anche... ho già capito. Bravo, bravo, bravissimo. Vediamo se lui arrocca Vediamo se resta lì. Se o, arrocca. o fiuta il pericolo. Perché anche lui deve chiedersi perché tu hai fatto sta Sì. mossa. Sì, vuoi controllare il centro, ma c'è anche altro. Vediamo. Ci sta pensando. Vediamo se ti sottovaluta, perché in genere quando vedi uno con un punteggio più basso del tuo si tende a sottovalutare. Non so, quanto sono più basso io Sì, adesso? 20 punti. Ah, ok. Bene, e anche il tempo ovviamente è un fattore importante, quindi vabbè, adesso noi ce la stiamo prendendo con calma, parlando, eccetera. Ok, portiamoci avanti, così non perdiamo tempo. Supponiamo che lui la vede quella mossa e toglie il cavallo, toglie l'alfiere, perché è questo che devi fare, devi togliere uno di quei due pezzi. Chi si fa? Allora, io ho diverse possibilità. Posso inchiodargli il cavallo, È vero? posso comunque avanzare col pedone e scacciargli Mhm. quello che resta degli altri due. Secondo me, ecco, l'ha vista. L'ha vista, ok. Allora, chiediti il perché ha fatto questa mossa. Allora, questo pedone adesso è di nuovo in difficoltà perché non lo posso più Bravissimo. proteggere con il Quindi non cavallo. solo si è tolto dalla minaccia, ma ti sta inchiodando, quindi quel pedone è vulnerabile. Bravissimo. Quindi probabilmente bisogna correre ai ripari lì. Allora, mi è piaciuto quello che mi hai detto l'altra volta, che i pedoni scacciano i cavalli, mi è stato utilissimo durante la settimana, e anche se non sempre il motore la dà come la mossa proprio ideale, però secondo me qui è utilissimo. Allora, vediamo un attimino lui dove può andare, se io glielo scaccio. Può andare qui, che a me starebbe bene, Esatto, non ci eh, andrà mai. può venire qui, ok, perché tanto comunque ho il cavallo inchiodato, però qui poi ci pensiamo. Qui può andare anche qui, può andare anche qui, può andare ovunque. In realtà può andare ovunque. Ok, però poi avrebbe due pezzi esposti in realtà. Va bene, va Peggio per bene. lui. Proviamo. Vediamo dove va. Credo che A vada... volte, a volte tornano indietro, mi piace tantissimo quando tornano indietro. Ad occhio non mi sembra buona. Sì, dovrebbe penso andare in attacco. Infatti è andato in attacco. Allora, perché questa mossa? Ok, allora. Diciamo che lui adesso, questo cavallo è attaccato due volte. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Il cavallo è attaccato due volte. E quante volte lo difendi tu? Una volta con il Col pedone. pedone. Ottimo. Allora, o mi potrei schiodare il re, però a quel punto lui mi può catturare l'alfiere, io mi catturo il cavallo e siamo pari. Diciamo così. Bene, stai ragionando secondo me benissimo. Hai letto, diciamo, nel pensiero tutte le sue mosse, quindi
Buona. Non possono accadere sorprese se tu sai che cosa sta facendo e che cosa vuole fare lui. Ok. Adesso è lui che ci perde il cavallo, no? Non ce lo Vediamo che perde. cosa fa. Allora, Potrei anche, potrei anche mangiarglielo, il cavallo, e lui poi me lo mangia col pedone e mi minaccia il cavallo. Allora, io gli mangio il cavallo, lui mi mangia il cavallo col pedone, io poi gli potrei mangiare l'alfiere, lui mi mangia il cavallo e io gli mangio il pedone con la regina, guadagno un che pedone. visione, bravo. Cioè, è stato bello in profondità. Tutto questo per un pedone? In gioco due cavalli, che sono fra l'altro i pezzi che preferisco in questo momento Ok. della mia vita scacchistica. Gioco due cavalli per... insomma, oppure sì, me li gioco. Proviamo. Va bene, quindi al momento sei sopra di un pezzo, quindi ricordi questa cosa qui. È chiaro che ti dovrebbe ricavare, però ci sono un po' di complicazioni, quindi al momento sei più 3. Lui ti può rimangiare il cavallo, ok, ti ha fatto quello. Se io gli mangio l'alfiere, lui mi mangia il cavallo, io gli mangio il pedone e ho... Allora, il buono sarebbe che ho un pedone in più e ho il centro che è un po' messo meglio. Mi chiedo se può farmi qualcosa qui a quell'alfiere. No, vedo particolari. Se non c'è altro che posso fare. Questo povero cavallo. Beh, lo perdo il cavallo, se lo metto lì, se no dovrei tirarlo indietro. No, assolutamente. Sì, vabbè. Ok, Certo, se me lo mangia adesso, ok, perfetto. Eh, senza ombra di dubbio. Ah, cosa hai ho il visto? Sì. pedone. Il pedone. Sì, sì, c'è quello sotto, se Non la guadagno regina va lì. nessun pedone. Va Guadagno nessun bene, pedone. cioè, Ah, l'importante è anche cambiare piani durante la partita, non essere per forza fedeli a quello che si era pensato. cioè, guadagno il pedone se mi rovino qui i pedoni dell'Arrocco, che non Sì. so se è una buona idea. Allora, diciamo così, io prendo il suo pedone, lui con la regina mi prende il suo e io poi ho un attacco doppio perché lui mi minaccia un pedone e l'alfiere. E il pedone B2. E il pedone V2, terribile. Però qui devo fare qualcosa. Senti, me lo mangio con questo. Mamma che È brutto. giusto, un pedone, dice il grande maestro Andrea Stella. Che brutta cosa, mamma mia. Ok, intanto leggere il più uno, perché ha fatto questa mossa? Per minacciare l'alfiere e poi continua con lo sviluppo dei pezzi. Ok. Allora, di mio, tanto non so più se arroccare dal lato del re o dal lato della regina. Cosa ti dice l'istinto? Forse il lato della regina perché almeno la struttura pedonale è intatta, però non so. Allora, l'istinto adesso mi dice di inchiodargli il cavallo, Ok. c'è uno, e poi ritirare l'alfiere nero perché... Ok, va bene. Ricordiamoci sempre il principio del gioco semplice. Ti attaccano un pezzo, vai via. Adesso hai voluto un pochettino complicare, però in genere ti attaccano, vai via, senza... perché possono succedere cose incontrollabili a scacchi. Quindi va bene, ovviamente non ti ho detto niente, sicuramente anche questa mossa è molto buona, però per un gioco semplice e per avere tutto sotto controllo, probabilmente avrei ritirato. Ok, cosa sta facendo qua? Attacca l'alfiere. Io non capisco, lo fa per proteggere, per non rovinarsi forse questo, non doppiarsi il pedone. Ci sta. Sì. Allora, se io
avanzo con questo pedone. Questo resta sempre protetto dalla regina, però poi l'alfiere me lo blocco lì. Però me lo proteggo con il pedone e gli minaccio la regina. La regina non può andare, né- non può stare qui, non può andare qui, non può mangiarmi qui, non può andare qui, deve tornarsene indietro forse, oppure no, non può venire qui, mi va a mangiare questo, no, non sarebbe male. Però aspetta, lui sì, questo c'era ancora inchiodato il cavallo, sai che non mi dispiace questo, mi rovino la Bellissima, stessa. C4 è bellissima. C4 è, credo, la migliore del motore. Deve tornarsene qui con la regina. Sì, se va lì si autoinchioda, se mai ritorna a casa dove era prima, perché se va in D7 si blocca un po' tutti i pezzi e si autoinchioda per la regina. Credo che la migliore sia la ritirata proprio totale in D8. Ok, portiamoci avanti, supponiamo che lui torni a casa in D8. Tocca a noi. Ok, è il momento di ritirare qualcosa. Tirerei l'alfiere scuro, magari mettendolo in C3, potrebbe essere. Mhm. E poi una prossima mossa sarebbe di avanzare con un pedone. Non so che pedone, adesso vediamo un Ok, attimo. ok. E Sì, è infatti ha tornato fatto indietro. quella mossa. Ok. Adesso, se io li mangio, ovviamente lui si doppia, è costretto a doppiarsi i pedoni. Io non so se ne ho un vantaggio, perché in realtà adesso occupo il centro, poi lui si avvicinerebbe di più al centro. Eh, allora, se io adesso avanzo con questo pedone, lui me lo mangia, io glielo mangio e il cavallo a quel punto forse lo perde. Forse lo perde perché non lo può sempre prendere con la regina, forse perde il cavallo. Mi sembra di sì. Non ho ancora arroccato in tutto questo e non Sembra sono buono. ancora tornato indietro con l'alfiere. Sembra buona, sembra buona, sì. Tanti buoni propositi, ma poi... È vero, è vero. Sì, sicuramente quell'alfiere andava portato a casa, sicuramente dovevi già aver arroccato a questo punto, però va bene, cioè, sono successe un sacco di cose, quindi guarda, se in tutto ciò ce ne andiamo via a casa con un pezzo in più, ti giustifico il fatto che non è ancora arroccato. Eh, sì, sì, il cavallo lo perde. Perde il cavallo e se io adesso gli mangio il cavallo, lui mi mangia il pedone, io gli mangio il Quella. pedone. Ah, ecco qua. I sogni, i sogni. Ok, quindi se io adesso li mangio, beh, tanto il cavallo lo perde. Lui mangia con l'alfiere e... E poi ci pensiamo dopo, direi. Intanto questa va fatta proprio cavallo in più, più 4 leggo eh, sotto, va che bello. eh, Adesso vediamo, lui può catturare o di pedone o d'alfiere. Che cosa si fa con tanto vantaggio di materiale? Che principio si attiva? mi scambiano i pezzi. Bene, se è possibile. Chiaro che se devi Se è andarti possibile. a schiantare, no, però se è possibile si cambiano i pezzi. Ok. Allora, eh, devo togliere assolutamente questo alfiere, perché se Bravo. io rimangio il pedone, lui mi mangia l'alfiere e sono messo male. Ok, ritiralo da una parte dove secondo te è, è buono. Poi pala. Allora, vediamo un attimo. Forse davanti al re lo metterei, però me lo posso inchiodare davanti al re, ma non vedo inchiodatura al momento. Perché qui non lo voglio mettere. Io lo tiro avanti. Oppure lo potrei anche tenere qui, che comunque ha parecchie case, e in più mi tiene sempre d'occhio questo pedone.
Sì. Va bene, va bene. Gli alfieri al lato della scacchiera non sono... sì, Sì, sempre comunque... un po' verso il centro sono meglio, però dipende, no, 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 non c'è un principio che dice non mettere gli alfieri a bordo. Va bene. Occhi aperti perché ha fatto questa mossa. Minaccia l'alfiere, poi c'è il pedone che non è protetto, che non era protetto perché io gli metto questo qui adesso. Ok. E in tutto questo non abbiamo ancora arroccato. Però, insomma, lui invece ha tutta la struttura della Sì, rocca quindi ancora potrebbe fatta. arroccare, ok. Fatta, l'ha fatta. Cosa ti viene in mente di fare adesso? Cioè, stai già pensando a un attacco? Vuoi prima mettere al sicuro il tuo... Dimmi cosa ti viene in mente. Allora, vorrei proteggere questo pedone, quindi potrei alzare questo. Voglio arroccare. Lungo, corto? Non lo so più perché è tutto un disastro quei pedoni. Eh, Anche perché non mi piace per niente l'arrocco lungo in questo caso perché avrei il re comunque esposto, Sì, quello sì. sarebbe comunque fuori, poi devo fare un'altra mossa. Però anche qui sarebbe esposto. Ok, piccolo consiglio, mettiamo un po' di turbo perché abbiamo tanto meno tempo rispetto a lui. Arrocco da questo lato. Ok? Ha preso qualcosa? No, non ha preso niente. Scacco. Ah, scacco, ok, sì. C'è un matto in vista. No, per fortuna, per fortuna no. Non lo vedo, beh, ho solo una scelta. Però ci siamo vicini. Suo, matto suo. Che ho fatto? Ok, esatto, è un pre-move. Un pre-move che non esiste. Ok, ok, non temere, è ancora tutto sotto controllo, abbiamo più 3 di materiale. Ricordiamoci il principio, se è possibile, se riusciamo cambiamo i pezzi, così alleggeriamo la Io partita. qui li Quella metterei... chiama, quella le- chiama. Quella sembra chiamare. Chiaro, se non ti fa altre minacce, robe varie. In realtà tu pezzi non protetti non ne hai, perché anche quei pedoni doppiati sono protetti, gli alfieri sono protetti, le torri sono protette, quel pedone lì in alto è protetto, quindi grandi minacce non te ne può fare, a meno che non convergi con due o tre pezzi contro un punto, però tu hai, paradossalmente, hai tutto protetto. Perché ha fatto sta mossa? mi attacca la regina. Quindi Bravissimo. io adesso metto la torre qui. Lui leva l'alfiere e mi sta attaccando la regina. Però io lo faccio lo stesso, perché in realtà se lui lui si protegge... vedete che mette qui l'alfiere? Si protegge la sua regina? Non è un Vediamo problema. come gioca. Ok, piccolo consiglio, poi dopo lo vediamo. Anzi, ti dico tutto dopo, se no ti distraggo. Adesso sposta la regina. Lì c'è un bel attacco a raggi X. Ok. Io potrei ancora alzarmi con questa torre e minacciarlo ancora. Oppure vediamo se ho qualcos'altro di più interessante. Questo cos'è che protegge? Ah, protegge il pedone, non posso toglierlo. Perché mi mangia il pedone automaticamente. Sai che non vedo il tempo? Non riesco a vedere quanto tempo ho io. No, sotto 4,56 non lo vedi? No, perché c'ho la barra di Di zoom la puoi spostare se la trascini. sopra, 4,45. Ok, 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 grazie. ok. Va bene. Allora, è vero che le torri dovrebbero essere collegate, però mi piacerebbe tanto minacciare la regina qui. Cosa può succedere di male? Cosa può succedere se gli minaccio la regina? Ah! Sì, Alfiere. quella roba lì.
Magari non lo vede. Lo vedo, lo vedo. Speriamo, magari non la vede, perché ci sta già pensando troppo. Fatto senza pensare, ma perché faccio queste cose? Non l'ha Ottimo, visto! ottimo, zitti tutti. Allora, ok, questa torre qui è stata una pessima idea. Pessima idea. Gioca semplice, gioca semplice. Hai Sì. più 3, gioca semplice. Allora, adesso la torre non è più in realtà un problema. Sono tentato di mettere l'alfiere qui. Lui con la regina non può andare, potrebbe stare qui, non può andare qui, può andare qui. Potrebbe fare altre cose sicuramente. Mettiamo un po' di turbo, ste. Ok, questa è una buona mossa secondo me. Inizia già a pensare eventualmente alla tua prossima perché dobbiamo mettere un po' di turbo. Beh, adesso la torre va ritirata. La torre va ritirata perché è proprio precaria. Ok, va bene, va bene. Che qui cerca di essere abbastanza veloce, senza fare mosse, però abbastanza veloce C'è un bisogna essere. alfiere qui che punta su Sì, questo. c'è quello. Non saprei come sfruttarlo, sinceramente. Poi, altra cosa, potrei alzare con questo pedone. Lui me lo può catturare con questo. Forse metterei la torre indietro. Che ha fatto? Ah, Perfetto, quindi beh, pensa all'ultima sarebbe... mossa del tuo avversario. Ok. Ah, 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 ah. Aia, regina. Ok. Allora, devo difendere questo alfiere e allo stesso tempo scapparmene con la regina. Io mi metterei qui. Ok, fai un pre-move regina per alfiere, che mi sa che te li cambia, così guadagniamo un po' di tempo. Mi fa solo un piacere se lo cambia, Sì, sì, sinceramente. sì. Vabbè, se no se ti distrai puoi anche annullarlo, Tasto destro. Ma stiamo a vedere. Ok, La fa. guadagnato un po' di tempo. Ok. Beh, ovviamente cade quello, chiaro. C'è una Certo. sola mossa che puoi fare. Ok. Ok, ok. Va bene, più 2 di materiale, va benissimo. La situazione si è alleggerita, non ci sono più alfieri suoi. Penso che hai comunque, secondo me, ancora la partita in pugno. Sto temendo qui, ho preso diversi matti del corridoio. Ci sta. Però se lasci, secondo me, almeno una torre in prima traversa, questo non accade mai. Quindi una, secondo me, va sempre lasciata in prima traversa. Certo. Come pensi di continuare il gioco? Perché ha fatto questa mossa? Probabilmente vuole venirmi a Occhio che mangiare c'è la torre. l'alfiere premuto, non vorrei mai che ti scappa qualche mossa che Sì. non vuoi. Vuole mangiarmi la torre con il pedone. Quindi un'idea potrebbe essere quella di alzare il pedone, così glielo impedisco. Eh, sì, sì, Non te lo può mangiare quel pedone che hai alzato? sì, Ok. sì, lo Ok, può probabilmente mangiare. lo farà. Pensa già a cosa farai. Penso che mi metto qui con la torre. Va bene, ci sta. E se ti grazia quel pedone?
mi grazia quel pedone, non saprei, forse mi sposterei con il re, Sì, così ti no? togli dall'inchiodatura. Va bene anche questa. Oppure salire con il re e proteggere il Meglio ancora, pedone. ti togli dall'inchiodatura e difendi il pedone. Sì. Niente, non c'ha Non- graziato. no, vediamo cosa è meglio. Spostarmi con il re, forse spostarmi con il re. Sì. Buona, buona. Va bene. Più uno di materiale. Più uno. Si sta assottigliando rapidamente il passaggio. Ok, ok. Piccoli errorini. E il suo re è ben protetto. Io Quindi vengo qui come... con la Sì, torre, esatto, lui me bisogna la portare in gioco i porta. pezzi, esatto, esatto, esatto. Io Quindi me anche la mangio. semplificare assolutamente è un'opzione. Più facile, il modo più semplice, perché qui si può giocare in 40.000 modi, ma il modo più semplice è quello che ti fa risparmiare tempo, non ti fa fare mille calcoli che poi magari uno sbaglia. Quindi gioco semplice, assolutamente d'accordo. Poi bisogna sempre vedere cosa fa lui, l'ultima mossa che fa il tuo avversario è fondamentale. Ok. Allora, qui me lo mangia. Se non glielo mangio, lui me lo mangia. O salgo e tento di fare qualcosa, oppure me lo mangia. Non mi va che me lo mangi. Se salgo, me lo mangia subito con la regina molto facilmente. Ok, attento al tempo. Quindi io direi che lo mangio Sì, io. nel dubbio, guarda, nel dubbio non sbagli mai. Io adesso cambio, se riesco, cambio una torre. Sì, credo che abbia sbagliato, no? Perché lui te lo voleva mangiare con la torre, ma si è reso conto che non te lo può mangiare con la torre. Mm-mm. E non te lo puoi neanche mangiare col pedone, in realtà. È inchiodato. Ah, bello questo. Vero. Ogni tanto sbagliano anche gli avversari. Sì, eh. Tra l'altro adesso quando lo metto qui, questo pedone è protetto due volte. È protetto due volte. Anche gli Sì, avversari sono umani. Ottimo. 3 minuti di tempo non sono troppi, vero che abbiamo l'incremento di 10 secondi ogni mossa. Gioco semplice. se io metto la torre in D1, facciamo un cambio, mettiamo il caso che lui accetta, facciamo un cambio, lui me la mangia, io la mangio con la regina. Sì. Ah, a quel punto, io forse li mangerei proprio. Non è male questa cosa qui del pedone che mangia il pedone. Addirittura io, se adesso vado qui con la torre, gli do scacco, lui è costretto ad andare qui in H8 con il re, giusto? Sì, Sì. costretto ad H8. Non ho scacchi di scoperta però. Ah, l'ha fatto? Mandato L'ha la voluto torre. fare. E sembra che la torre è gratis. E anche la Doppia torre torre gratis. gratis. Ok, qui ha sbarellato. Ha sbarellato, poverino. Più 11. Mamma mia. Giochiamo semplice. Giocare semplice significa quella regina deve andare fuori dalla scacchiera. Qui te lo dico. Trovami una mossa, la prossima mossa, eliminami quella regina. Vediamo se la vedi. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Battoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.battoscacco.com. Se tutto rimane così, chiaramente. Cioè che elimino quale? La sua La regina o sua la mia? regina, sì. Ah, la sua regina? Elimino la sua regina? Ah, E anche la tua, ovviamente. ah, ok. Ok, niente, è cambiato tutto, però l'obiettivo è sempre quello, secondo me, giocare semplici. Poi puoi cercare ora di fargli 1000 scacchi, tutto quello che vuoi.
Allora, questo pedone è gratis. Potrei andare qui con la regina e poi provare a dargli uno scacco. Qui. Lui perché viene qui? Adesso forse lui vuole... No, non può scendere perché sono... Senti, a me piace inchiodargli questo pedone qui. Sì, sì. Ah, lui... No, non minaccia niente. Perfetto. Ok, a piccolo avviso, hai due pezzi sospesi. Piccolo avviso, che è l'alfiere e la regina. Magari non succede nulla, però ricordati i principi, no pezzi sospesi, no robe strane, gioco semplice, tutto sicuro, tutto deve essere difeso. Ma la regina adesso la metto qui. Chiaro, Senza se il pedone. fai scaccomato sono più felice. Ah, ok, minaccia l'alfiere. Sarebbe un peccato perderlo. Ok. Se io mi mangio il pedone, ha Ok, abbandonato. Fine. ci Fine dei stava a giochi. abbandonare. Bellissima, e andiamo a 720 punti, bravissimo, bellissima partita. La rivedrei, eh? La rivedrei, se non mi sbaglio ho Gli sempre... errori non mancano, ma Allora, la rivedo, la rivediamo insieme. Bella, bella, veramente bella. Allora, mi piace, hai voluto aprire con D4 perché ti è piaciuta questa apertura? mi piace perché faccio il gambetto con pedone in C4. Va Direi bene, 80% delle volte lo accettano ok. e quindi poi ho due pedoni al centro. Benissimo, benissimo. Ok, ok. A me piace tantissimo perché hai un pedone al centro subito, cioè non te lo possono attaccare perché è già difeso, capito? Questa è la cosa che preferisco io rispetto ai 4. Ok, qui hai giocato bene. Piccola regola, anche questa è da segnare. Tutte le volte in cui apri con l'apertura di donna, si chiama questa, il cavallo della regina non va mai in C3 se prima non è spinto C4. Ah, Cioè non si mette mai il cavallo. Nell'apertura di re si gioca sempre cavallo C3, cavallo F3. Nell'apertura di donna c'è questa eccezione che prima si spinge C4 e poi puoi mettere dietro il cavallo. Perché? Perché nel momento in cui tu metti il cavallo qui e il pedone in C si trova ancora in C2, la regina non ha questa diagonale, che è fondamentale, mentre con C4 la regina avrebbe quella diagonale. Quindi ricordati, nelle partite di donna, prima di sviluppare il cavallo C3, C4. Quindi per esempio qui la mossa secondo me buona era C4. Così poi dopo avresti giocato questa. Ricordati, questa la cannano tutto, fino ai 1300 punti la cannano tutti questa. Quindi è fondamentale che tu la sappia. Va bene, non ti fa perdere la partita, non te la fa perdere, però guarda le sottigliezze. Da un più 0,36, dopo questa, che è una mossa di sviluppo di cavallo, che sarà mai di male, meno 0, mm. il nero sta un pulino meglio. Quindi sono sottigliezze che ovviamente man mano che andiamo avanti vanno risolte. Ok, alfiere di 6, qui ti eri reso conto benissimo, ti ho fatto la domanda che te ne pare di questa mossa, brutta. Ovvio, c'erano due case buone per questo alfiere, E7 o B4. Non c'era un caso di sviluppo, tranne quella che tu hai visto che potevi prendere il centro, ma soprattutto hai visto subito che c'era la forchetta. Lui se ne rende conto, quindi toglie l'alfiere. E qui giochi E4, scusa, E5. Secondo me era interessante anche, siccome a me piace giocare risk free, no? Senza rischi, eccetera, ha detto, ok, qui ti eri reso conto che il pedone 4 era in presa, perché te l'avrebbe potuto catturare col cavallo, perché questo è inchiodato. Allora, ma attacca questo? Io devo ancora finire lo sviluppo e devo ancora arroccare? Vaffanbagno, non voglio sapere niente, gioco alfiere di 3. Capito? Anziché andare all'attacco, che poi lui avrebbe tolto il cavallo, che non sapevo dove cacchio l'avrebbe messo, io gioco semplice. Tanto è una mossa che l'avrei dovuta fare perché voglio arroccare. Punto. Poi il resto ci pensiamo dopo. Avrei potuto arroccare facilmente così poi. Sì, 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 sempre quello. Cioè il tuo obiettivo è arrocco, 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 perché anche in questa partita il tuo re è stato esposto. Ok, qui
bravo che ti rendi conto che arriva il doppio attacco su questo. Qui giochi alfiere di 2, secondo me è un'altra mossa carina per difendere ulteriormente questo cavallo era regina di 3. Non solo difendi il cavallo, ma ora attacchi anche il suo, quindi in qualche modo lo obblighi a prendere una decisione. Ma la tua va benissimo, vabbè, era solo un'altra piccola cosina. Lui ti gioca questa e qui non so se avevi preso in considerazione l'idea della presa al varco. Ah, no. Ok, ok, nessun problema. Qui giochi questa successione di mosse che secondo me è buona. E gli catturi l'alfiere. Questa penso che era la successione probabilmente migliore che tu potevi fare, tant'è che per tutta la successione la tua barra rimane sempre impennata a tuo favore, quindi era la successione migliore. E qui noi siamo andati di pedone, dimmi che era giusta. No, probabilmente gli piaceva più di regina, perché poi ci sarebbe stato qualche giochino con torre di 1, presumo, qualcosa del genere. Vabbè, ma noi siamo esseri umani, non siamo dei motori, quindi non abbiamo previsto che dopo questa, con triplo attacco, noi stavamo meglio. Va bene così. Chiaro, non abbiamo più l'arrocco sicuro. E quando non c'è più l'arrocco sicuro, si arrocca dall'altro lato. Quindi d'ora in poi non vedo l'ora di togliere la regina e fare arrocco lungo. Quindi il piano è un pochettino cambiato, però le priorità sono sempre quelle, sicurezza del re. Tra l'altro, non so se ci hai fatto caso, ma questo tuo alfiere era spettacolare su questa diagonale perché gli impediva a lui l'arrocco. Sì. Quindi quando a un certo punto ho visto che hai tolto l'alfiere, l'hai messo tipo qui o qui, non mi ricordo, mi è venuto un colpo al cuore perché lui non vedeva l'ora di arroccare, ma non poteva. Ti minaccia l'alfiere, qui fai, diciamo, la mossa d'impatto, però vedi come anche il tuo vantaggio diminuisce con questa mossa d'impatto. Probabilmente più sicura era una ritirata dell'alfiere, quindi ti attacca il pezzo, vai via, perché le sorprese sono sempre tante. Qui arriva la prima sorpresa con un attacco sull'alfiere, eccetera, però in realtà qui secondo me hai giocato la mossa migliore che è C4, bellissima. Hai un centro incredibile, coppie di alfieri qui, cioè veramente è già persa la partita per lui. E qui trovi anche secondo me quest'altra di 5 che secondo me è eccezionale perché giochi sull'inchiodatura. E qui Infatti l'ho perso, ovviamente vedi. prendi il pezzo in più. Bene, a questo punto col pezzo in più si attiva, come dicevamo, il principio del cambiare i pezzi. Quindi immaginiamoci come poter portare avanti questa partita. Qui hai giocato alfiere qui, va bene, hai deciso di mantenerlo su questa diagonale, puntando sempre sulla debolezza, va benissimo. Quindi, se mi chiedono di continuare la partita da bianco da qui, io farei. Intanto adesso mi sa che ti attacca l'alfiere con la torre, esatto. Mi attacca la torre, tu l'hai messo in C3, va bene, ok. È vero che può arroccare, ma va benissimo. Ma sai che non ho mai pensato al fatto che non poteva Ah, sì, sì, ok, ok, arroccare. ok. Ok, questo è importante. Anche non far arroccare il proprio avversario è fondamentale. Infatti sono proprio delle diagonali che se uno riesce a mettersi lì, gli rompi proprio le scatole in una maniera incredibile. E qui che cosa farei? Probabilmente appena possibile, donna di 3 o donna C2. Toglierei la donna da qualsiasi parte, comunque arrocco lungo, perché l'arrocco qui, cioè ti arriva subito come abbiamo visto lo scacco, non è che è matto, ma proprio ti arriva già in faccia con la regina. Qui sì, ti arriva comunque perché ti arriva comunque lo scacco, però il re magari si rifugia in B1 o in A1, bene o male non lo scacchi più, quindi va bene. Quindi a Rocco Corto, ah no, a Rocco Corto suo, scusami, a Rocco Corto suo, anche secondo me questa non è forse la mossa migliore del secolo, perché l'arrocco è sì sicuro, ma c'è un elemento, ci sono due elementi che rendono questo arrocco del nero meno sicuro, e sono il primo, che manca il principale difensore dell'arrocco. Sai chi è il principale difensore dell'arrocco per caso? Nessuna idea. Qui dovrebbe esserci un cavallo in F6 in genere. Quindi Ah, quello è il principale difensore del Rocco. Manca quello, quando in un arrocco vedi che manca quel cavalluccio lì,
puzza di bruciato. Dici, ma non è che adesso magari gli do matto in 2, 3, 4 mosse, perché quello è un grande difensore, difende H7 e poi se lo attacchi su G7 lui va a bordo scacchiere e ti difende G7, oppure ti vai in E8 e ti difende G7. Insomma, è un grandissimo difensore il cavallo. Quando manca il cavallo in F6, idem per il bianco, il cavallo F3, l'arrocco va bene, ma un po' meno sicuro. In più qui c'è un altro elemento fondamentale che rende questo arrocco assolutamente non sicuro. Vediamo se lo trovi. È la colonna G che Bravo, è aperta. bravo, bravo. C'è la colonna G aperta, quindi non è sicuro per niente. Però probabilmente tra le tante mosse questa era la meno peggio, la sua. Qui Rocchi anche tu. Come ti dicevo, secondo me appunto per giocare semplice avrei arroccato a questo lato per tenermi la possibilità di attaccarlo sulla colonna aperta. Va Sì. bene, ti a scacco, vai via. E qui gioca questa. Allora, sono le due le regole che voglio che ti porti a casa oggi da questa lezione. La prima, che nella partita di donna prima si gioca C4 e poi si mette il cavallo, quello che avevamo detto all'inizio. La seconda regola è questa, fondamentale. Quando ti minacciano un attacco di scoperta, considera come se fosse un attacco vero. Cioè, considera che qui non c'è l'alfiere. Quindi, in questo caso, devi spostare la regina. Non ci sono altre mosse. Sempre, sempre, sempre. Ah, c'è un attacco a RGX. A scacchi non c'è mai tempo per farle dopo le cose. Tu pensi che c'è tempo? E infatti ci siamo ritrovati a un certo punto con un attaccone incredibile. Andiamo a vedere com'è andata. Tu dici, ah, io temporeggio, prima gli attacco la sua donna. Va bene, però giochiamo semplici, giochiamo sicuri. E toglie la donna. Ah, adesso gli attacco, vabbè, qui non l'avevi vista, però guarda qui, nella sfiga, ora c'hai anche l'attacco qui, che se la regina se n'è andata via, almeno ora per dire gli potevi rimangiare l'alfiere, cosa che non hai potuto fare. Sì. Quindi sull'attacco di scoperta, sugli attacchi a raggi X, togliti come se fosse un attacco vero e proprio. Ah, tu l'avevi capito, è chiaro, quando io ti ho chiesto, scusami, quando io ti ho chiesto perché il tuo avversario ha messo la torre lì, tu dici, a raggi X c'è la regina. Bene, una volta che l'hai capito, toglila, perché non c'è tempo dopo per fare queste cose. Ok, qui svista, capita, capita. Non l'ha presa, altrimenti La sarebbe barra. stato un disastro. E qui hai giocato così, attaccando la regina. E qui cosa hai giocato? Ok, in questo modo, attenzione che c'è sempre questo attacco qui. Per fortuna non porta a nulla. Lui prova a dartelo comunque. Tu vedi ovviamente la minaccia e quindi giochi secondo me quelle che sono le mosse migliori. Purtroppo qui perdiamo un pedone. Ma come vedi la barra è sempre a nostro favore, perché? Perché tutti i tuoi pezzi convergono contro il suo re e mi dici un piano di come vorresti attaccare quell'arrocco. Immaginati che ora tocca a te, che non sei sotto scacco, che vuoi organizzare i tuoi pezzi per attaccare quell'arrocco. Come pensi di metterli i pezzi? Allora, l'alfiere in campo scuro potrebbe, se si sposta il pedone in alto, quello in... esatto, quello. Ok, la domanda che ti faccio io è, questa secondo te è la diagonale migliore di questo alfiere per attaccare l'arrocco? Secondo me sì, Sì, risposta è sì. probabilmente sbaglio. Quindi non Sì. servirebbe a nulla metterlo magari qui, no? Ok, quindi Ah. questo sta già bene qui. Bene. Gli altri pezzi come li metteresti? Allora, il pedone in G7 è inchiodato, Aspetta, quindi scusa, stai parlando del... Ah, questo qui, ok, sì, 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 sì. pedone in G7. Quindi io potrei, se riesco ad arrivare con la regina in H6, lui non me lo può mangiare e poi io gli do Bella, tutto bella. Tu subito. dici magari, vabbè, qui c'è la torre, non ci può andare, ma... Ok, facciamo così, guarda. Ok, Così, questa esatto. manovra qui. E non- Interessante, molto interessante. Poi, se volessimo usare proprio tutti i pezzi che abbiamo, perché l'obiettivo è attaccare con tutti i pezzi,
Allora, qui in realtà lui mi sta dando scacco, quindi sono Ok, facciamo obbligato. finta che non c'è lo scacco e che tocchi sempre a noi, che il nostro re è al sicuro, eccetera. Voglio proprio vedere come pensi di attaccare quell'arrocco lì. Quindi l'alfiere ci sta da Dio qui. La torre, secondo me, ci sta da Dio qui. La regina potrebbe essere messa meglio, come dici tu, in H6. E questa qui, come potrebbe attaccare l'arrocco? Anche quella attaccare al rock, io l'avrei Tutti devono tenuta attaccare. lì. Sì, perché sennò Se no c'è una torre in meno, no? sì, però mi difendeva la prima traversa, perché il Sì, no, non ti ho re... detto di toglierla dalla prima. Ah, ah, non ho nessuna idea. Pensaci Cioè, bene. Ripeto, la scambierei. lascia stare che c'è lo scacco, così fai finta proprio che tocchi sempre a te e che non sei sotto scacco. eh, L'idea era quella di scambiarla, portarla in Va bene, va comando. bene, va bene. È un altro modo assolutamente di giocare e lo proverei subito subito. Però supponiamo che sei un giocatore d'attacco che giochi per il matto. In che modo anche quella torre potrebbe partecipare all'attacco contro il suo re? Chiaro, Ah, potresti fargli fare mille zigzag, eccetera, eccetera, ma abbiamo detto che vogliamo lasciarla sulla prima traversa. parla forse nella colonna e difende il pedone che... Ok, però diciamo che non attacca proprio il re direttamente. Vedo altro. E colonna F? Cioè, Colonna resta solo F un quella. po' bloccata. Giocata. Ho detto... Bene, aiutami. Ok, no, adesso te lo dico, magari non l'avevi preso in considerazione, ma se tipo la metti dietro quest'altra torre incolonnata, Certo, così dopo hai già un attacco doppio subito qui. certo. Così hai un raggio di fuoco in batteria, si dice, no? Le due torri in batteria contro un solo punto. Tra l'altro adesso chiamava perché per difenderti dallo scacco hai dovuto alzare la torre, quindi mi aspettavo appena possibile questo. O comunque, come dicevi tu, di cambiare la torre. Va bene? Ricordati, tutti i pezzi devono partecipare all'attacco, altrimenti tu puoi avere anche un più 3, più 4, più 5 di materiale, ma se quel più 3, più 4, più 5 non partecipa anche lui all'attacco, è come se siete pari di materiale. Questo è fondamentale. Qui lui gioca H5, giustamente avevi visto tac, tac e perdevi la torre perché è inchiodata. Quindi c'è sempre una ragione dietro le mosse strambe del tuo avversario. Qui decidi di toglierti Sbagliato. dall'inchiodatura in questo modo. Vediamo se c'era un modo migliore, perché bisogna vedere se c'è un modo migliore. Non è facile qui trovare la mossa giusta. Sì, forse semplicemente questa, e ti toglievi da tutte le inchiodature. Quindi un giorno, anche se veniva qui, per dire, Sì, tu andavi non via era e più non importante. perdevi la torre. Va bene. Sposti il pedone, lui ti prende qui. Sposti il re, secondo me è stata la mossa migliore. Qui, lui fa l'errore lui finalmente. Alza sto pedone, convinto di poterlo catturare con la torre, ma in realtà c'è l'alfiere. Non lo può catturare di pedone. E qui tu pensavi, a questo io lo catturo di pedone, questo io lo catturo di torre. Secondo me erano buone tutte e due. Cioè, a questo punto il vantaggio è veramente... E qui fa l'ultimo errore grave è questo, cioè lui non te lo può catturare perché è inchiodato. Quindi si schioda, ma nella foga di schiodarsi lascia in presa anche l'altra torre. A questo punto, qui hai giocato regina H7, premesso che con un vantaggio di matto in 7 secondo il motore si vince in ogni modo. Ma qual era la via più semplice per vincere ora questa partita? Ah, perché tu mi avevi detto le regine. Se riesci a toglierla dalla scacchiera la sua è top. Sì, sì, dovevo mettere la mia in B2 e Bravo, la sua era data. bravo. Vabbè, chi se ne frega se ti impedonavi, cioè, talmente Sì, alto il tuo vantaggio. E a questo sì. punto
andando avanti di tante mosse, come immagini di vincere la partita e dargli uno scacco matto con le due torri? Come immagini di poterla vincere questa? Ancora non riesco con è vero che ho due torri, l'alfiere, però la via più semplice per me è sempre procurarmi un'altra regina. Anche per me, Quindi, quindi anche se sarebbe stata assolutamente la più lunga. qui, avresti mangiato qui, avresti eliminato anche questo e questo sarebbe andato a promozione. Così si Sì. vinceva la partita. Tu l'hai vinta molto prima, quindi hai dimostrato in realtà che la tua teoria era migliore della mia del cambio delle donne, perché su questa praticamente era finita la partita. Però se puoi veramente eliminargli anche la sola possibilità di farti qualche danno, perché l'unico pezzo che può farti un danno è la regina. Toglilo perché non si sa mai che trova quella mossa, magari anche a fortuna che non aveva neanche visto, che l'unica mossa che poteva fare che ribaltava le sorti della partita. Era molto difficile a questo punto, però può succedere. Quindi Succede. con un vantaggio di più 11, più 7, più 8, ma anche già con più 2, più 3, via la regina, via perché è il pezzo che fa più danni. Quindi ottimo, ottimo. Quindi ricapitolando le due cose di questa partita giocata in modo magistrale, è prima il pedone C4 e Poi poi il cavallo. questo è valido solo nelle aperture di donne. Se apri con E4, torno indietro, questo principio non vale più. Cioè se giochi E4 e fai una roba del genere, va benissimo, va benissimo. Ok. Ok, e l'altra cosa che avevamo detto è sugli attacchi di scoperta. Sì. Quindi ti fa un Come attacco si di scoperta, possono togliti. attacchi? Questi sono i due nuovi principi di oggi. Per il resto, secondo me, l'hai giocata bene. Questo arrocchino, secondo me, era un po' debole che hai fatto. Molto debole. Però, senti, nel senso, ha sbagliato anche lui. Quindi va bene, va bene, va bene. Bella. Ste, mi Ok. sa che la prossima volta che ci sentiamo sarei già a 800. No, no, perché ho notato che quando arrivo, sono arrivato a 500, poi sono tornato a 400, sono Sì, arrivato a 600 e sono tornato a 500. Questa in settimana genere sono ci arrivato vuole a un po' per 700. stabilizzarsi, no? Però già se sei a 720, secondo me è già un po' difficile che torni a 600. Stiamo a vedere, stiamo a vedere. Bene, bene. No, mi piace che fai tante partite e alterni blitz con queste qui rapid e che le rapid le fai solo quando sei concentrato. Sì, cioè cerco di tenermi pulito almeno le Il rapid, punteggio. il Sì, 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 sì. punteggio. È giusto, è Anche giusto. perché le blitz le faccio quando sto cucinando, faccio altre Sì, cose, sì, sono sì, sì, distratto. sì, sì, magari devi andare, abbandoni la partita e chi se ne frega. Sono d'accordo, sono d'accordo. Bene, spero che insomma sia stato utile anche oggi. Molto utile. Ottimo, ottimo, ottimo. Allora salutiamo tutti i nostri amici, li consigliamo di lasciare un commento qui sotto che noi li leggiamo tutti, anche se a volte ci dimentichiamo di rispondere perché siamo dei cattivoni, però li leggiamo tutti. Ragazzi, grazie ancora e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!